Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, ancora i migranti, una situazione che tiene banco, un caos indescrivibile, la protesta dei sindaci. Ieri a Focus in diretta il sindaco di Legnago che si è tolto la fascia, l'ha messa in un armadio e la terrà lì fino a quando non avrà notizie positive riguardo al proprio comune. Intanto vediamo un titolo del Gazzettino, è l'ultima novità: la prefettura chiede aiuto agli hotel per ospitarli, si cercano strutture in tutta la regione. I sindaci hanno chiesto un incontro con il governo, ma il governo nel frattempo ha negato di volere avere questo incontro con i primi cittadini, e intanto si sta completando l'arrivo a Padova degli 80 stranieri che devono stare in 2 scuole, 80 complessivamente. Ce n'erano diversi nella scuola media Falconetto, però in 13 sono fuggiti, si sono dati alla fuga. Vediamo il servizio di Chiara Gaiani. Il pullman varca il cancello della palestra di Feriole poco prima delle 18. Dopo un viaggio di oltre 20 ore sono arrivati a Selvazzano ieri sera i 34 migranti partiti domenica da Agrigento. Tutti uomini, hanno tra i 20 e i 50 anni. In queste ore verranno sottoposti a tamponi e visite mediche per accertare il loro stato di salute. Con loro i volontari della Croce Rossa e i responsabili della cooperativa Orizzonti che si stanno occupando di gestire l'accoglienza. Nei giorni scorsi la palestra comunale di Feriole era stata allestita con brandine e tavoli per poter ospitare i migranti che dovrebbero rimanere almeno fino alla prima settimana di settembre. Dopo gli striscioni posizionati dal comitato di residenti contrari all'arrivo dei profughi e all'accoglienza in mini hub temporanei nelle palestre e nelle scuole, ieri sera a Feriole qualche cittadino ha portato un cartello con scritto "Benvenuti" in diverse lingue. Noi ci immaginavamo anche di accoglierli con una fetta di anguria, una bottiglia di aranciata, insomma, è che purtroppo non abbiamo saputo fino all'ultimo quando arrivavano. Adesso vediamo cosa riusciamo a fare. Dopo i migranti ospitati alla scuola Falconetto a Padova, questa della palestra di Feriole è la seconda struttura preparata per l'accoglienza, mentre al momento non è ancora stata allestita la palestra dell'Istituto Agrario Duca degli Abruzzi, che era stata messa a disposizione dal sindaco di Padova, Sergio Giordani, in attesa delle nuove disposizioni della prefettura. Servizio Valentina Visentin, qui eravamo a Selvazzano, poi andremo a vedere cosa è successo alla scuola di Falconetto, ma restiamo a Selvazzano perché c'è stata e è ancora in corso la protesta dei cittadini che hanno appeso degli striscioni. Vediamo. Voi siete qui per protestare, questa accoglienza così non si fa? Sì, no, perché vede, un'accoglienza di questo tipo, quando deve essere fatta, deve essere condivisa. Deve essere verificata, deve essere, cioè capire bene chi arriva, quanti arrivano, in che struttura. Accoglienze di questo tipo non va bene. Quando arrivano delle persone, diciamo con le esperienze che hanno, metterle qui in numero consistente dove manca un po' di tutto, voglio vedere cosa succede. Sono arrivati e hanno srotolato uno striscione, no, questa forma di accoglienza. A farlo i residenti di Selvazzano Dentro, preoccupati per l'arrivo dei migranti in questa palestra. È ovvio che, lo vedete anche voi, questo diventa un piccolo campo di concentramento, perché non c'è spazio al di là di questa piccola area appunto contigua al nido, non c'è spazio per niente, insomma, se non per fare 2 passi dentro la palestra. Non so quanto sarà la temperatura e come possano rimanere a tempo indeterminato delle persone che avranno poi diritto di integrarsi in altri tempi, in altri modi. Stiamo parlando di 40 persone, cioè un conto è che vengano un'ora per vedere una partitina e un conto è che poi devono essere stivate, come si può dire, perché visto che il luogo è piccolo, non so in che condizioni o cosa penseranno, come stanno. L'asilo nido è subito qui a fianco e la mattina ci sono mamme e bambini piccoli, oltre che piccolissimi anche i piccoli fratellini eccetera. Sì, c'è della preoccupazione sicuramente da padre e da
da cittadino. Sul cancello della palestra era comparso questo cartello di benvenuto scritto in varie lingue, ma non tutti la pensano così in questa frazione a ridosso dei Colli Euganei e ai confini con Teolo. Una preoccupazione che aumenta per la presenza a reggere il comune di un commissario prefettizio dopo la caduta della giunta guidata da Giovanna Rossi. Sicuramente l'attenzione sarà massima, quindi chiediamo, appunto, come c'è stato appunto appena detto, che questa sia una misura estremamente provvisoria. Servizio di Chiara Gaiani, adesso andiamo in diretta a Venezia perché c'è il punto stampa del presidente Luca Zaia che è appena iniziato. Sentiamo il governatore. Facciamo senza che ci mettiamo meno. Allora, intanto grazie di essere qui. Abbiamo un bel po' di robe insomma, di argomenti. Sì, ma guardate che avete voi il microfono acceso. Fa spegnere sto microfono. Non è che possiamo andare avanti tutto il giorno col microfono. Allora, dicevo, abbiamo più argomenti, cerchiamo in maniera organizzata di fare in modo che questa conferenza stampa, perché tale è, duri poco e sia esaustiva per i professionisti che sono qui oggi della stampa. Allora, prima cosa, ci tengo a ricordarlo, oggi compie gli anni la staffetta Renata Paola Daldin, 100 anni, è stata grande partigiana, nata a Pieve di Cadore, quindi faccio gli auguri a Paola Daldin. Staffetta partigiana, fra l'altro se voi leggete la storia, lei era una brigata Osoppo, se leggete la storia è stata anche la paracadutista a paracadutarsi nel 1945 proprio in una missione. Poi si è laureata in lettere, ha insegnato all'Università di Padova e poi c'è un corso sonorum da paura. E diciamo che è una donna che ha sempre, come si può dire, al pari della staffetta Gabriella che è Tina Anselmi, ha sempre dimostrato fino in fondo di avere la schiena diritta, di aver sempre esposto le proprie opinioni, ma anche di aver difeso i propri ideali, quindi una staffetta partigiana che ricordiamo, veneta, e che oggi fa 100 anni. 22 agosto del 1923 nasceva a Pieve di Cadore, oggi festeggia il suo 100° compleanno e quindi auguri a Paola Daldin, al secolo la nostra staffetta Renata della Brigata Osoppo. Oggi purtroppo c'è anche l'anniversario, questa è una data che avremmo voluto non ricordare, del 14° anniversario della caduta di Falco, dell'equipaggio di Falco. È una tragedia che ha segnato in maniera indelebile la storia del Veneto, visto e considerato che Falco era l'elicottero che ovviamente si muoveva con soccorso alpino e 118 per andare ad aiutare chi era in difficoltà anche dal punto di vista ovviamente sanitario, ma quel giorno, il 22 agosto di 14 anni fa, Dario De Filippo, che aveva 49 anni, che era il pilota, Fabrizio Spaziani, 46 anni, medico del SUEM 118, direttore della scuola sanitaria del soccorso alpino e volontario della stazione di Pieve di Cadore, Marco Zago di 42 anni, tecnico a bordo sempre dell'elicottero e tecnico del soccorso alpino della stazione di Belluno, e Stefano Dal Forno, 40 anni, tecnico di soccorso, direttore della scuola regionale di soccorso alpino e tecnico della stazione di Feltre, hanno perso la vita. Il contesto era quello di Cortina, Rio Gere, un intervento, e lì persero la vita questi 4 ragazzi volontari e professionisti, e quindi oggi ritengo doveroso ricordare il loro sacrificio, un sacrificio che va ricordato visto e considerato che il soccorso alpino e i nostri uomini e donne del 118 sono spesso coinvolti in azioni di recupero, di salvataggio, di soccorso sanitario, e ancora una volta non è questo il caso, le dinamiche di questo incidente sono delle dinamiche ovviamente di questo incidente. Ancora una volta però il mio appello a chi va in montagna di prestare la massima attenzione, di sapere che è facile mettere a repentaglio la propria vita, di andare attrezzati, accompagnati se non si è in grado di affrontare i percorsi, i sentieri, insomma le escursioni che vengono proposte, ma capire anche che nel momento in cui accade qualcosa ci deve essere anche qualcuno che ti viene a salvare. Anche in questo caso l'equipaggio di Falco era in missione per ovviamente una missione, quindi
si mettono a repentaglio la vita anche dei volontari e degli operatori. Non è la prima volta, perché abbiamo avuto altri casi, fra l'altro qui in Veneto, ma Falco ritenevo di ricordarlo vista la data e ovviamente l'anniversario. Passiamo al primo argomento, poi ci sarà l'assessore Lanzarin con i finanziamenti relativi agli interventi di sostegno relativi alla famiglia e alla natalità. Noi vorremmo ricordare oggi e approfittare della vostra disponibilità per dire che da 1° di settembre il sito dedicato all'autonomia e quindi al progetto Autonomia del Veneto si diventerà più ricco di un link che sarà ovviamente un link che ci permetterà di iniziare un percorso che è un percorso complicato, non facile, perché c'è un back office e un lavoro pauroso, che è quello di elaborare in tabelle comprensibili per tutti, diciamo, molte dei dati economici e finanziari del Veneto. E ricordo che noi abbiamo fatto questo referendum il 22 ottobre 2017. Il referendum ha avuto tutte le sue traversie che conoscete meglio di me, dopo magari facciamo scorrere dopo le immagini, e ha avuto tutte le sue traversie, perché c'è stato, arriviamo al referendum dopo una sentenza della Corte Costituzionale, perché la legge referendaria del giugno 2014 viene impugnata dall'allora governo Renzi nel giugno 2014 e la sentenza della Corte arriva nel luglio 2015. 2.273.000 veneti sono andati a votare per l'autonomia. Il risultato è stato più del 98% per un sì. La pietra miliare arriva con questo governo, che fa due cose fondamentali, e poi vengo alla spiegazione di quello che stiamo facendo. La prima in finanziaria 2023, approvata nel dicembre 2022, questo governo introduce, diciamo, un elemento non irrilevante, visto e considerato che da anni si parlava della necessità di avere i livelli essenziali delle prestazioni definiti prima di provvedere all'autonomia. Il governo in carica definisce che l'obbligo dell'applicazione della definizione dei LEP, e anche stabilisce temporalmente un tempo, cioè dice entro 12 mesi devono essere applicati e definiti i LEP. Altra cosa che fa questo governo è 15 marzo, data importante, e sono le idee di marzo, il 15? Secondo me sì, ma soprattutto, insomma, va bene se sì, provo a guardare. A me sembra sia il 15 le idee di marzo. No, non è una coltellata, la storia non è acqua. È il 15 marzo, bene. Così ho detto in diretta che ho studiato anche qualcosa, si capisce. No, mi è venuto in mente adesso che il 15 marzo, DDL Calderoli, disegno di legge Calderoli, per la prima volta nella storia questo Paese dà compimento ai dettami della Costituzione, sia la Costituzione repubblicana del 48, diciamo nella sua fase, diciamo, stesura originale, che quella, diciamo, con la modifica del titolo V del 2001, ovvero inizia ufficialmente il percorso dell'autonomia. Nel percorso vengono dati dei compiti alle regioni, o meglio viene chiesta collaborazione alle regioni, e la collaborazione fondamentale è quella di fotografare il rapporto Stato-Regione secondo le diverse competenze. Noi abbiamo dato vita a un gruppo di lavoro che è il nostro ufficio studi, continuiamo a pensare che come esiste lo Svimez debba esistere anche il Nordmez, come lo chiamiamo noi, visto e considerato che loro sono finanziati per parlare ovviamente giustamente delle partite del meridione, sono finanziati dal governo, dai governi, non capiamo per quale motivo. Abbiamo 1,9 milioni. Vabbè, ma mediamente sarà 1 milione. 1,7 all'anno. Vabbè, ma non siamo qui per far polemica, siamo qui per dire che noi comunque, come al solito, se non ci danno una mano ci arrangiamo, ed è esattamente quello che abbiamo fatto, e questo ufficio studi, e quindi ringrazio tutti coloro che hanno lavorato e stanno lavorando, elaborerà delle sintesi di dati sociali, economici e finanziari del Veneto rispetto ai benchmark nazionali. Vuol dire che avremo finalmente su istogrammi la spesa veneta riferita e paragonata a quella delle altre regioni per tutta una miriade di voci che magari
a volte ci vengono in mente quanto spende il Veneto per i trasporti, qual è la spesa pro capite per l'istruzione, quanto vale l'intervento in nuovi trasferimenti rispetto alle scuole, quanto fiscale, quanto vale l'evento. Allora ci collegheremo di nuovo poi con Cabalbi a Venezia per la conferenza stampa del Presidente Luca Zaia. Stava parlando di autonomia, ha previsto il Governatore anche un intervento su altri temi, ma intanto probabilmente parlerà anche del caos migranti, restiamo su questo e torniamo a Padova, dove sono fuggiti dalla scuola Falconetto 13 dei 34 migranti che erano arrivati ieri. Vediamo il servizio della nostra redazione padovana. Sono arrivati venerdì, poco dopo le 13, per 3 giorni sono rimasti qui, ma in queste ore dei 32 giovani uomini migranti accolti nella palestra della scuola media Falconetto di Via Dorighello, 13 se ne sono andati, diretti probabilmente verso un altro paese estero. Sono scappati di notte, anche se in realtà sono liberi di farlo. Le persone ospiti di questi mini hub possono muoversi e spostarsi. Lasciando la palestra perdono però ogni copertura, un posto dove dormire e mangiare, e questo è stato loro spiegato dagli operatori della cooperativa. Mentre in queste ore vengono aperte le porte della palestra comunale di Feriole a Selvazzano, la fuga dei 13 migranti diventa un caso politico. Parte il battagliero sindaco leghista di Noventa Padovana. Se devo guardare il lato positivo, si sono liberati altri 13 posti per chi ha intenzione di portarli un'altra volta. E comunque abbiamo altri 13 cittadini in più in provincia di Padova che sappiamo che non vivranno sicuramente di un posto fisso, ma possiamo immaginare di cosa vivranno, e questo è il magnifico risultato di un'accoglienza buonista falsa che crea solo problemi, ma lo sapevamo, non c'era possibilità di scampo da questa soluzione qua. Evidentemente hanno talmente apprezzato la tendopoli nella palestra che hanno deciso di cambiare aria. Gli fa eco il consigliere comunale di Padova di Fratelli d'Italia, Enrico Turrin. Evidentemente Padova non è organizzata per ospitare queste persone. Quelli che sono arrivati vanno velocemente identificati, chi ha diritto di rimanere perché profugo seguirà l'iter necessario e tutti gli altri vanno rimpatriati al più presto. Le minoranze chiedono al sindaco la convocazione di un consiglio comunale. La Lega, da Sergio Giordani, che è anche presidente della provincia, pretende un chiarimento nel nome del patto stretto prima delle elezioni. Nel frattempo, sul muro di fronte alla scuola media Falconetto, qualcuno ha espresso il suo pensiero a colpi di bomboletta spray. Welcome refugees. E ieri sera a Focus in diretta in esclusiva il sindaco di Legnago nel Veronese, paese del Veronese, Graziano Lorenzetti, che per protesta sulla questione dei migranti si è tolto la fascia tricolore e l'ha riposta in un armadio. Io non indosserò più questa fascia finché non vedrò dei risultati e che questo paese, appunto come dicevo prima, non crei le condizioni per poter difendere i propri cittadini. Per carità, sicuramente è una questione delicata, ci sono dei rifugiati politici, l'impressione è che ci sia molta gente che gira per le strade, che viene qui da noi nel nostro paese per delinquere e sta creando dei grossi problemi. Quindi io adesso riporrò questa fascia nell'armadio. Io penso che questo stia diventando un problema che sta sfuggendo a tutti, un problema che oramai esiste da 20 anni. L'Italia penso che non possa sopportare altre problematiche come quelle degli ultimi 4, vero? È passato di tutto negli ultimi 4 anni, coincidono grosso modo con il mio mandato amministrativo. Da quando sono sindaco di Legnago, dalla pandemia a seguire, penso che sia successo di tutto. Questa emergenza dura da 20 anni, forse troppo, generata in modo particolare dalla sinistra, dei vari governi di sinistra per lo più che hanno governato appunto questo paese negli ultimi 20 anni, e adesso ci troviamo a pochi mesi, quasi un anno di governo del centrodestra, e non possiamo pretendere che questo governo
possa definire e risolvere i problemi che durano da 20 anni. Però voglio dire, forse è il caso di cominciare a pensare a come risolverlo. Non riusciamo a risolverlo nel breve benissimo, cioè malissimo, però allora bisogna mettere nelle condizioni i sindaci e le forze dell'ordine di poter gestire la sicurezza. Gestire la sicurezza, ci sono anche problemi sanitari, ne ha parlato il direttore della UNSL Marca Trevigiana Francesco Benazzi, perché ci sono scabbia, TBC ed altre patologie che arrivano proprio con l'immigrazione. Se ci sarà l'esigenza noi siamo pronti, voglio dire, il gruppo ha già lavorato nel passato, lo dico, abbiamo avuto anche l'esperienza del Covid, quindi credo che la macchina sia abbondantemente già stata messa sotto pressione, per cui non dovremmo avere problemi a gestire la cosa. È chiaro che sarebbe più opportuna un'accoglienza diffusa che ci darebbe più la possibilità nei vari comuni di poter seguire le persone, però va bene anche così, noi siamo pronti ovviamente a dare una risposta. Se i flussi verso il territorio dovessero ulteriormente aumentare, la macchina sanitaria trevigiana non si farà cogliere impreparata. Il Dipartimento di Prevenzione, in particolare l'Ufficio Igiene, è pronto a intensificare vaccinazioni e controlli tra i migranti in arrivo. Chiaramente le prime cose che verifichiamo sono sicuramente appunto la tubercolosi, facendo il test di Mantoux e facendo una serie di verifiche, ma dopo anche altri tipi di patologie legate ovviamente magari agli ambienti affollati, quindi per evitare che ci sia scabbia o altre patologie di questo tipo. Migranti a parte, la sanità trevigiana resta impegnata su più fronti nei giorni in cui si assiste a una ripresa del Covid, anche se al momento non c'è nessun allarme specifico. Le priorità ora sembrano altre ed è lo stesso Benazzi a elencarle, confermando di aver dato la propria disponibilità di rimanere a capo dell'ULSS per altri 2 anni. A marzo 2024 scade infatti il triennio del mandato, che andrebbe così a prolungarsi a norma di legge per un altro biennio fino al 2026. La domanda è stata inoltrata, a occuparsene c'è una commissione specifica. Fatta l'idoneità, poi chi chiaramente decide è il Presidente della Regione Veneto, che io ringrazio sempre perché in questi anni mi ha sempre dato la sua fiducia e lo ringrazio per questo. Le sfide sono tantissime, in primis le liste d'attesa. Il Presidente Zaia ci tiene tantissimo, noi dobbiamo garantire ovviamente alla gente di poter veramente fare le visite in tempi dovuti, perché dobbiamo sempre pensare alla povera gente che non ha la possibilità di andare in privato, e il nostro cuore deve essere là. Il secondo ovviamente è la cittadella di Treviso, che deve essere completata, e poi le altre 2 grandi sfide sono l'ospedale di Conegliano e l'ospedale di Oderzo. Ecco, credo che così ho completato sostanzialmente il mio dire. Ci ricolleghiamo in diretta adesso con Cabalbi a Venezia, dove è in corso la conferenza stampa del Presidente Luca Zaia. Sentiamo. È un vecchio dibattito che ha un principio, cioè se tu indichi la Luna a qualcuno e questo qualcuno ti guarda dalla punta del dito, continuerà a dire che non vede la Luna. E se rovesciamo il ragionamento rispetto a questo dibattito, capiamo che ha un senso. Nel momento in cui io ti trasferisco una competenza e ti do la compartecipazione, perché noi non possiamo avere trasferimenti, dobbiamo compartecipare all'IRPEF, al gettito IRPEF, e oggi stabiliamo che il floor, cioè la base, è 10%, perché guarda caso 10 risulta essere proprio quel 10% che sarà, non so, faccio un esempio, saranno 10% sarà 1 milione di euro, no? E la base oggi dell'IRPEF per avere quel milione di euro è 10%, io ci pongo già una questione, che se le cose vanno meglio e la base aumenta, quindi 10% non sarà più 1 milione, ma come dicevi te 1.100.000, vuol dire che l'economia spinge, ma probabilmente anche perché il modello autonomista funziona. Ma io rovescio la domanda, se la base decresce perché l'economia va male, io mi porto in pancia un rischio, perché il 10% di 100 milioni non è più 1 milione, ma se saranno 90 milioni sarà 900.000 euro. Quindi se è vero che mi devo portare in pancia il rischio, perché sono convinto che l'autonomia mi debba dare anche responsabilità, e ricordo che Assese che Giorgio Napolitano, che non è l'ultimo degli arrivati rispetto a questi temi, da Presidente di Repubblica diceva l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità, se mi porto in pancia un rischio devo anche poter dimostrare, visto e considerato che siamo convinti che
l'autonomia e il federalismo sarà un nuovo rinascimento per questo Paese, che il gettito in più sia anche valutato. Dopo lo possiamo valutare il delta in più, possiamo anche renderlo compartecipativo, anche solidaristico. Cioè, no, io ad esempio sarei disponibile a fare un ragionamento su quel delta in più. Perché non stabiliamo che una percentuale di quel delta in più venga dedicato, che so, alla sanità delle regioni che sono in difficoltà, o venga dedicato all'occupazione giovanile dove la disoccupazione giovanile è forte, o venga dedicato al sociale e quindi alla disabilità. Ma è un delta in più che ho prodotto io, regione virtuosa, che in regime di autonomia sono riuscito a performare meglio di prima. Allora, se questo Paese è meritocratico, si fa così. Se continuiamo con l'assistenzialismo, vuol dire che non abbiamo capito nulla. Punto. Prego. Rispetto all'emendamento del Presidente della Commissione Affari Costituzionali Balboni, questa cosa dei LEP scanditi da dei decreti legislativi, quindi con un intervento più lungo, anziché dei decreti legislativi CERN, ipotizzato inizialmente. Se un accordo con il Ministro Calderoli c'è, a suo avviso, è legato al fatto che i LEP non saranno ovviamente applicati a tutte le materie in discussione e quindi a una quota parte che forse effettivamente meriterebbe un percorso più articolato. È un falso problema perché il grosso delle materie non avranno bisogno di LEP. Intanto ci sono delle competenze lepizzabili, altre no. Primo tema, brutto termine ma rende l'idea. Per i diritti sociali e civili, no? Dall'altro c'è da dire che il cittadino non è un idiota, il cittadino comprende il dibattito e comprende anche il dubbio che deve essere fugato nel dibattito, ma se vede il brodo allungato a fini ostruzionistici è il primo a rilevarlo il cittadino. Voi stessi siete qua a dire ma senti, ma sta roba qua è un brodo allungato. Allora io penso che sia fondamentale arrivare a vedere un testo finale. Quando sarà il testo finale noi esprimeremo la nostra condizione, ma io la esprimerò non diciamo in autonomia, la farò analizzare al nostro comitato scientifico, ai saggi, alla delegazione trattante che dirà sì o no. Guardate che io vi ho sempre detto, sia chiaro, scrivetelo, che io falsi progetti autonomistici non li approvo. Quindi se ci fosse un no da parte nostra vorrebbe dire certificare che è una farsa. Io non ho nessun interesse a dire no, che sia chiaro. Sono qui sempre con la mano tesa perché capisco che c'è anche un retaggio culturale che va superato, no? Cioè, ci sono delle gabbie culturali rispetto a questo. Tanto è vero che io ho detto non chiamiamola più autonomia, chiamiamola federalismo, che vedo che tutti sono più in comfort zone. È la stessa roba. Ma un'analisi completa rispetto alle competenze, al loro peso finanziario nel rapporto Stato-Regione, e quindi è un dossier che sostanzialmente cerca di, fate conto, una Polaroid, no? Usiamo un termine analogico in un giorno senza microfoni, una foto, diciamo un'istantanea di quello che in teoria dai dati che abbiamo. Considerate che noi lavoriamo con dati che estrapoliamo, non è che ci è arrivato un file da Roma e ci dice feve i conti, cerchiamo di ricostruirci dei percorsi. Però insomma noi siamo stati i primi in assoluto a consegnare il dossier. Quanto tempo? Sì, ma noi siamo stati i primi. Cioè. Ok ragazzi? Prego Filippo. Ai tempi del referendum, la fase completamente precedente per quella successiva, si respirava un clima forte tensione. Forte, scusa? Tensione autonomica. Sì. Adesso l'impressione un pochino è che nella comunità della società da questa spinta ci sia attenuata. Lei che impressione ha nel rapporto con i cittadini e anche con le parti sociali? No, allora, io penso che in generale le posizioni siano assolutamente consolidate. Innanzitutto molti ancora scrivono giustamente quando avete novità per l'autonomia, quando arriva l'autonomia. Cioè non dico che è la terra promessa, ma è vista come comunque un salto di qualità per i territori. Dall'altro devo dire che trovo un profilo identitario nei giovani che è importante. Se frequentate i social media, entrate in TikTok, Instagram, piuttosto che
e diciamo nelle piattaforme digitali, vedete che ad esempio anche sto afflato, sta promozione del Veneto minore, di tutto quello che si sta facendo, guardate che sono molti giovani, noi abbiamo portato i creators, sono tutti attenti anche all'aspetto identitario, che è quello che ci tocca da vicino come veneti. Dopodiché c'è un aspetto gestionale che è assolutamente condiviso, cioè, dopodiché chi aveva posizioni negative prima ce le ha anche oggi, ma la stragrande maggioranza anche degli stakeholders condivide la sfida dell'autonomia, che è vista non come una sfida secessionista, ma è vista una sfida di qualità. Se dovessimo fare il paragone a un'azienda, è come pretendere di gestire un'azienda senza il controllo di gestione. L'autonomia è il controllo di gestione. Tanto è vero che oggi noi lavoriamo per elaborare dati. Altro? Grazie. Passo la parola. Dopo abbiamo anche altri ospiti, perché c'è la Fiera del Riso, giusto? Immagini. Allora, questo era il presidente Luca Zaia, in regia questa mattina Italo Morao e Francesca Pezzo. Chiedo al regista, prima di collegarci con la libreria Ubik, dove non si vende il libro del generale che ha pubblicato un libro su Amazon in cui prende delle posizioni omofobe contro i migranti ed è stato trasferito dal ministro della difesa Crosetto e poi è scoppiata una polemica. Mandiamo le immagini sul cartello che è stato affisso davanti alla libreria Ubik, dove si dice Italo, si invita la gentile clientela a non chiederci il libro di Vannacci. Ci sono immagini legate a quello che poi faremo. Eccole, qui è il cartello che è apparso sulla vetrina, vedete, della libreria Ubik a Castelfranco Veneto, con la copertina del libro rovesciata, a fianco un cartello con il quale si informa che non è disponibile il volume Il mondo al contrario, scritto e prodotto dall'ex comandante della Folgore, il generale Roberto Vannacci, diventato un caso politico in questi giorni per le sue frasi su gay, migranti e donne. Adesso sentiremo le ragioni della libreria Ubik nel collegamento di Sharon Di Carlo. A te, Sharon. Sì, buongiorno direttore e buongiorno a tutti i telespettatori. Una scia, quella del caso Vannacci, che è arrivata fino a qui, a Castelfranco Veneto. L'ha detto lei, un libro autoprodotto dal generale ex capo della Folgore che sta facendo discutere tutta l'Italia. Infatti vedete qui c'è un cartello che è diventato virale, che racconta, si invita la gentile clientela a non chiederci il libro di Vannacci ed è esposta la copertina del libro, ribaltata, Il mondo al contrario, come potete vedere. Noi siamo venuti qui nella libreria per parlare con la titolare, adesso ci addentriamo. Buongiorno, siamo con Clara Batangelo. Buongiorno Clara. Buongiorno, benvenuti. Ci racconti di questa scelta, come mai? Abbiamo deciso di mettere quel cartello che avete appena visto fuori, perché un po' per facilitarci il lavoro, perché hanno cominciato a chiedercelo progressivamente negli scorsi giorni, ce l'hanno chiesto sempre di più, e non lo teniamo quel libro e non lo prenotiamo per due motivi. Sostanzialmente non è un libro, è un insieme di fogli autoprodotto, messo insieme, che non si muove coi circuiti tradizionali delle librerie. Credo nessuna libreria in Italia, a meno che non lo compri su Amazon, lo abbia, e poi perché anche se si potesse noi non lo terremmo. Quindi anche una scelta ideologica questa. Come mai? Allora ci racconti di questa scelta ideologica? Perché qui andiamo oltre la libera espressione di legittime opinioni, e omofobia, misoginia, razzismo non sono assolutamente più tollerabili secondo me, quindi sicuramente io non voglio vendere quel libro, guadagnarci, neanche se potessi lo farei, insomma. Prima mi raccontava che è una scelta anche per proteggere appunto i suoi, insomma, le persone che vengono dentro la libreria, i suoi appunto dipendenti, quindi una scelta proprio ideologica forte, anche di protezione. Sì, c'è una ragazza per esempio che ieri mi ha scritto che il primo posto dove ha preso la mano alla sua compagna, il primo posto pubblico nella sua vita è stato qui, perché lei qui si sente al sicuro, quindi io non posso assolutamente dare dei messaggi. Io ho bisogno adesso di dare un messaggio di protezione ai miei dipendenti, alla mia famiglia, ai miei collaboratori, ai miei clienti,
ed è univoco, insomma. Finché noi stiamo parlando è squillato il telefono tantissime volte, tantissime chiamate, anche mi diceva stanotte alle 2 di notte. Ma che cosa chiedono le persone in continuazione? Allora, buona notizia è che qualcuna esprime solidarietà, sostegno, ci ringraziano. La maggior parte sono di persone che ci chiedono il libro, non credo tanto perché lo vogliano, perché ce ne chiedono 50, 300, 6.000 copie, quanto un po' per... eccolo. Sta squillando ancora. Per le provocazioni, infatti poi ci chiedono perché, noi siamo lì a spiegare le nostre... Infatti sentivo prima che dicevano una scelta antidemocratica la vostra, cosa rispondete? Ma io non vorrei mai che il libro venisse tolto dal commercio o scomparisse dalla faccia della terra, semplicemente non voglio venderlo e vorrei poter dire ai miei clienti di andare a leggerlo in biblioteca e in altri posti, insomma, non qui, io non lo vendo. Lei il libro l'ha letto? No, non l'ho letto perché non compro i libri su Amazon, ma insomma appena ne avrò occasione me lo farò prestare da qualcuno che l'ha fatto, però insomma già i virgolettati, per quanto si dica che siano stati estrapolati dal contesto, sono inqualificabili, quindi più che sufficiente quello che ho letto, insomma. All'interno di questa libreria non è la prima volta che ci siano degli scontri, possiamo dire così, anche politici. Cos'è accaduto altre volte? Tendenzialmente il fatto che non è previsto che una persona, una libreria, un'attività commerciale esprima liberamente. Io ho imparato che in Veneto due cose non si chiedono: quanto guadagni e cosa voti o che idee hai, perché c'è una sorta di tabù. Invece su alcune cose, sull'antirazzismo, sull'anti-omofobia, sulla misoginia, non siamo nell'ambito delle opinioni, quindi per tutto il resto noi siamo qua aperti sempre, 365 giorni l'anno, e ospitiamo tantissimi dibattiti, anche posizioni molto diverse dalle nostre, ma non queste, insomma. Una volta ho trovato anche bigliettini di auguri completamente ribaltati per terra, mi raccontava. Sì, perché abbiamo dei biglietti arcobaleno, così come 1000 volte è successo, se cercate in giro. Abbiamo avuto anche degli attacchi fastidiosi, abbiamo avuto i carabinieri che per fortuna stavano nei dintorni, perché insomma ci sono stati momenti in cui non eravamo sicuri a stare qua. Grazie a Clara Vatangelo, noi intanto aspettiamo la prossima chiamata perché il telefono continua a squillare. Direttore, noi le restituiamo la linea. Grazie molte, grazie a Sharon Di Carlo e alla sua ospite. È uno scontro davvero che va avanti e che andrà avanti tra coloro che dicono la libertà di espressione va sempre difesa e coloro che dicono il generale Vannacci aveva un ruolo di comando e deve sottostare alle regole. Andiamo a Trieste per vedere un'altra polemica al fulmicottone, che è quella del burkini, le donne musulmane che hanno fatto il bagno vestite nello stabilimento balneare Pedocin, con manifestazioni di solidarietà a loro favore e con manifestazioni contrarie. Sentiamo ancora reazioni politiche. Manifestare contro tutte le discriminazioni e per la libertà, soprattutto perché è una libertà che ci è costata molto cara e basta poco per perderla. L'intolleranza non mi è mai piaciuta nessun campo, in questo proprio mi vergogno. Così ieri alcune bagnanti presenti alla Lanterna durante il flash mob organizzato in solidarietà verso le donne musulmane che nei giorni scorsi avevano fatto il bagno con i propri vestiti, alimentando alcuni momenti di polemica con altri frequentatori dello stabilimento. Vicenda che ha suscitato anche reazioni nel mondo politico fra chi è più radicale e chi approccia in modo più soft. È un po' ridicola questa polemica, cioè l'abito davvero c'entra poco. Questa è una vicenda che non ha precedenti. La diatriba nasce, come è noto, fare il bagno vestiti sotto un sole cocente, che per me purtroppo è inconcepibile. Per noi i nostri costumi, andare al mare e restare vestiti dalla testa ai piedi rappresenta un fatto non grave, ovviamente, ma è vero che una insopportabile violazione del nostro santuario psicologico. In linea generale il sentore comune è quello di una polemica estiva di cui non si sentiva il bisogno, ma allo stesso tempo, toccando un argomento molto sensibile come quello della religione, delle tradizioni culturali e includiamo anche dell'igiene, viene affrontata in modo diverso da persona a persona. Credo che tutto quello che sta dietro a questa polemica
In realtà è un tema molto più importante e su cui le forze politiche avrebbero, anzi hanno l'obbligo di discutere in modo non ideologico, in modo più pacato, in modo costruttivo, perché se queste donne sono qui in modo non ostile, le cui famiglie evidentemente sono qui per lavorare con noi, insieme a noi, è compito nostro cercare di non alimentare l'odio e la manifestazione è andata nel senso di cercare di attenuare le pressioni e la forma di violenza nei confronti di queste donne. È l'effrazione, la rottura, lo sconvolgimento di una nostra intima normalità. La questione igienica per me naturalmente è in secondo piano. Allora chiudiamo per il momento la pagina dei migranti, poi vedremo se il Presidente Zaia ne parlerà a Cabalbi, eventualmente ci ricollegheremo con Ilaria Marchiori e con i nostri operatori che stanno seguendo in diretta il punto stampa. Ma c'è un'altra storia, passiamo ad altri sindaci, ad altre questioni. Era a rischio lo scuola bus di Villaverla per mancanza di fondi e il sindaco generosamente si è tagliato lo stipendio pagando una parte della quota. Sentiamo in diretta questa storia con il sindaco di Villaverla, c'è Luisa Bertini. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo nel comune di Villaverla con il sindaco Enrico De Peron che ci racconta di come è andata la storia dello scuolabus, uno scuolabus che quest'anno poteva anche non esserci come servizio, però in realtà c'è perché lei ha messo di tasca sua dei soldi per andare a compensare le famiglie che avrebbero altrimenti dovuto pagare di più. Sì, va detto innanzitutto che le famiglie stesse hanno accettato di contribuire con una quota maggiore, pari circa il 55% il costo del servizio. Ciò nonostante la loro buona volontà insomma, di aumentare per l'appunto la retta, i soldi non bastavano per assicurare il servizio e quindi questi 3.500 euro mancanti li abbiamo attinti dall'indennità del sindaco. Ecco, uno scuolabus che si riferisce a quali scuole, a quanti ragazzi, che tipo di servizio svolge? Sì, è un servizio di trasporto scolastico per i ragazzi iscritti alla scuola media e alle 2 scuole elementari della frazione Novoledo del capoluogo Villaverla. È un servizio che abbiamo sempre assicurato negli anni, che però a causa del calo demografico e anche quello della popolazione scolastica, se pensiamo dalla terza media sono usciti 85 ragazzi e in prima elementare tra i 2 plessi ne entrano 35 e quindi questi numeri molto esigui di fatto a costo invariato del servizio hanno portato all'aumento delle rette stesse. Lei addirittura non voleva neanche dircelo che sono stati prelevati questi soldi dalla sua indennità, però immagino che abbia ricevuto dalle mamme piuttosto che dai parenti di questi ragazzi delle dichiarazioni anche di stima e d'affetto. Sì, i riconoscimenti ci sono stati, quello che penso non sia corretto è che questo debba essere l'ordinarietà, insomma i piccoli comuni si ritrovano a dover dare servizi ai cittadini nelle diverse fasce d'età, nonostante poi i contributi che arrivano da parte dello Stato siano sempre minori, però noi ci troviamo a essere in prima linea nel dare risposte perché poi ci mettiamo anche la faccia ai nostri cittadini e quindi per quest'anno abbiamo optato per questa soluzione. Ecco, io ringrazio il sindaco di Villaverla e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini, al sindaco. I sindaci sono questi, sempre in prima linea, sempre disponibili, sempre disposti a risolvere problemi che non sono nemmeno di loro competenza e non hanno quindi a che fare solo col dramma dei migranti, ma anche con le esigenze dei cittadini. E in altopiano ad Asiago, andiamo a Cesuna di Roana, c'è un grosso problema con i lupi che continuano ad assaltare gli animali in malga e c'è stata una strage di pecore rare. Sentiamo in diretta dall'altopiano di Asiago Chiara Gaiani. A te Chiara.
Direttore, con le immagini di Alessandro Costacurta ti do il buongiorno. Come vedi stiamo proprio inquadrando le pecore di cui parlavi poc'anzi. Sono pecore di una razza in via di estinzione, pecore Fozza, pecore vicentine. Con noi c'è un allevatore, Stefano Sartori, che ringraziamo per la sua disponibilità. Noi siamo proprio nel territorio della sua malga. Perché? Perché a poca distanza da qui, per l'esattezza a Fozza, queste pecore sono state oggetto di un attacco da parte dei lupi che ha in pieno giorno, pensate, divorato un esemplare maschio e poi in un successivo attacco intorno alle 10 del mattino 3 pecore, 3 femmine. Voi siete davvero molto preoccupati. Lei ci raccontava proprio poc'anzi che questa è una zona protetta. Lei attacchi diretti non ne ha avuti, ma il lupo lei lo sta vedendo girare. Sì, le tracce ci sono, lui continua a essere presente nel territorio, ci troviamo ad avere una difficoltà proprio di gestione perché si incomincia anche ad attaccare di giorno, non so come potremo interagire. Alla fine tutte le protezioni massime noi le mettiamo in atto, soprattutto quella più grande, ovvero di riportare, avendo di pochi capi noi come azienda, li riportiamo tutte le sere in stalla, però durante il giorno dobbiamo per forza lasciarle pascolare perché il loro lavoro come animali da pascolo è importantissimo sia per la biodiversità e sia per la gestione dell'azienda. Ecco, questa tra l'altro questo è un animale molto particolare, un animale che esisteva nei secoli qui in altopiano, appunto tanto da assumere il nome di pecora prima di Fozza, poi vicentina. È un animale di cui ormai ci sono poche centinaia di esemplari. Ne contiamo 250 esemplari, gli allevatori sono piccole realtà di circa dai 10 unità a qualcosa in più, una trentina come ne abbiamo noi, alcuni ne hanno 50, però è sempre difficile gestirle a livello stanziale, nel senso la pecora è nata come animale da transumante che deve scendere nel periodo invernale e mantenerla in stalla ha un costo importante. A differenza dei numero di lupi, che si parla in Italia di averne 3.300 dati alla mano, e in Italia di pecore Fozza ce ne sono 250, dunque il rischio di estinzione è alle porte. Ci racconta qualche caratteristica di questa pecora? La caratteristica della pecora è che hanno una stazza, una corporatura idonea per il lavoro, per il pascolo montano, hanno queste padiglioni auricolari molto grandi e pertanto... Allora vi racconto in diretta, direttore, che il nostro Alessandro Costacurta sta un po' litigando con una pecora che si è attorcigliata il filo attorno al collo, perché sono animali molto socievoli, ci sono venuti attorno, hanno brucato attorno alle nostre scarpe. Sì, quando c'è il pastore loro sono tranquille perché c'è questo imprinting tra il conduttore e loro, difatti sono molto rilassate. Come le dicevo, hanno questi padiglioni auricolari molto grandi e questa maculatura del viso un po' sul marrone, un po' sul nero, crea la loro caratteristica particolare. Ecco, io chiuderei questo collegamento, direttore, con un'ultima domanda. Voi ovviamente siete molto preoccupati, ma c'è qualcosa secondo voi che le amministrazioni possono fare per darvi una mano in questo che è un lavoro importantissimo anche di salvaguardia, di tutela della biodiversità in questa zona splendida in cui ci troviamo, cioè l'altopiano di Asiago? Beh, sicuramente bisogna ragionare sul numero idoneo di esemplari che ci può essere sul territorio e poi si deve stabilire, stabilito il numero X di convivenza, possiamo dire. Tutto il resto bisogna capire cosa fare, bisogna che la classe politica si prenda una responsabilità sulle decisioni da prendere. Ecco, con questa analisi lucida e anche molto pacata di Stefano Sartori, che ringraziamo, ringrazio ancora Alessandro Costacurta, che ha finito di litigare per ora con le pecore di Fozza, e da Cesuna di Roana restituisco la linea allo studio. Grazie molte, grazie Chiara. Intanto non rischia certo l'estinzione il granchio blu, vediamo un titolo
del Gazzettino su questo flagello che sta distruggendo tutti gli allevamenti di cozze e di vongole. Gli americani ne vanno pazzi però e c'è boom di prenotazioni dalla base di Aviano. Come si pesca? Con lo Stregaro una sola barca ne prende 2,5 quintali in 2 ore, quindi si può in qualche modo rimediare a questo disastro servendolo in tavolo. Andiamo avanti con la cronaca nera. Alle 20:20 di lunedì è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco il corpo del giovane ventenne scomparso nel tardo pomeriggio di venerdì nel Lago Morto a Vittorio Veneto dopo aver perso la presa di un materassino. Il corpo del giovane è stato individuato intorno alle 19:30 dagli operatori del ROV, il Remotely Operate Vehicle, a 40 metri di profondità, in sostanza da un robot. I sommozzatori di Venezia hanno provveduto a immergersi e a recuperare la salma che è stata caricata su un gommone e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, sul posto il medico legale e i carabinieri. Ha maltrattato la moglie davanti ai figli minorenni ed è stato arrestato dai carabinieri. Sentiamo i dettagli nel servizio di Luisa Bertini da Vicenza. Arrestato in flagranza dai carabinieri della compagnia di Thiene, si trova ora rinchiuso nella casa circondariale del capoluogo berico con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. I militari, a seguito di segnalazione arrivata alla centrale da parte di un cittadino, sono intervenuti nell'abitazione dove l'indagato, un cittadino marocchino, stava maltrattando la moglie sul pianerottolo alla presenza dei loro 2 figli minori. I carabinieri lo hanno colto in flagranza e arrestato. La donna, dopo essere stata visitata all'ospedale San Bortolo, è stata momentaneamente trasferita in una casa protetta assieme ai 2 figli. C'è stato un maxi sequestro di marijuana a Saonara, nel Padovano. I carabinieri della stazione di Legnaro hanno scoperto una piantagione di piante di marijuana che un 33enne originario della Moldavia coltivava tranquillamente nel suo giardino. I carabinieri durante la perquisizione hanno trovato ben 15 piante di cannabis alte tra 1,65 m e 2 metri, nonché una rilevante quantità di semi pronti per essere piantati. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre le piante sequestrate saranno inviate presso il laboratorio tossicologico per le analisi di rito. A Vazzola, nel Trevigiano, scuola media vandalizzata non per rubare ma per il puro gusto di imbrattare, anche urinando per terra. Non è escluso che si tratti di ex studenti. Furente il sindaco, un altro dei motivi per cui i sindaci perdono giustamente le staffe. Sentiamo. Degli atti vandalici, non so neanche che aggettivo possa essere dato, perché veramente hanno lasciato la scuola veramente in condizioni disastrose da un punto di vista di pulizia e di sporcizia. Corridoi e aule della scuola media Cadorin di Vazzola vandalizzati nella notte da ignoti che non hanno rubato niente, non hanno neppure toccato i distributori automatici, ma hanno svuotato sul pavimento gli estintori, imbrattato i muri, lasciato una scritta volgare sulla lavagna. Una cosa del genere, di rovinare un istituto pubblico, è la prima volta che mi capita. Credo anche che per i ragazzi che fra qualche settimana devono entrare per iniziare l'anno scolastico, sicuramente anche per loro è un affronto nei loro confronti anche. Questa mattina c'è stati i carabinieri, hanno fatto i relativi verbali, le foto di rito e penso che faranno loro adesso quello che possono fare. Uno sfregio alla scuola, forse da parte di ex studenti entrati da una porta antipanico sul retro, a cui hanno spaccato i vetri e tranciato la catena che teneva chiusa i maniglioni. È corretto che hanno addirittura urinato? Sì. E questo dà ancora più l'idea proprio dello sfregio. Sì, perché la signora che è entrata stamattina sentiva questo odore e non aveva dubbi. Però io quando sono entrato avevano già aperto le finestre e le porte, quindi non è che si sentissero, me l'ha riferito la persona che è entrata per prima. I carabinieri stanno visionando le telecamere che sorvegliano l'ingresso posteriore, quello dal parco. La presenza di ragazzi in questa zona dell'istituto è frequente. A terra vengono spesso trovati cocci, tappi di bottiglia e puntualmente si procede a ripulire le aree verdi, le scale e i marciapiedi. Il sindaco non esclude che dietro il vandalismo ci sia proprio una banda di ragazzi.
Non siamo né più né meno degli altri, abbiamo anche noi i nostri problemi dal punto di vista sociale come li hanno un po' tutti i comuni. Sarei contento se mi li rintracciassero perché li voglio vedere in faccia, li manderei a pulire loro, ecco. Servizio di Lina Paronetto ed è allarme furti nella Marca. Ancora una volta si è visto quanto può essere utile l'attività preventiva dei carabinieri. Vediamo. Nella sua auto nascondeva un piede di porco e un grosso cacciavite, strumenti inequivocabili per il trentenne fermato e controllato durante il posto di blocco dei carabinieri. 70 i militari dell'Arma impegnati nel weekend per il rafforzamento dei controlli antifurti, mirati proprio a intercettare razziatori dopo le scorribande o prima, come nel caso del trentenne bloccato a Treviso e denunciato. Stessa sorte è toccata durante i pattugliamenti a un 31enne tunisino pregiudicato, fermato nel Monte Bellunese trovato in possesso di un coltello da cucina con lama di più di 20 centimetri, di un 47enne veneziano controllato a Roncade con una mazza da baseball nascosta a bordo del suo furgone e di un 34enne controllato a Castelfranco. Aveva con sé una pistola scacciacani priva di tappo rosso, con caricatore e una ventina di cartucce a salve, arma classica di chi si prepara a compiere una rapina, soprattutto nei negozi. Individuati e infine denunciati gli autori di 2 raid avvenuti a Conegliano e Castelfranco, un 57enne italiano che aveva scippato dalla borsa una donna appena uscita dal supermercato e un 55enne sempre italiano che aveva appena rubato la bicicletta a un residente. Servizio di Nicola Zanetti, ancora il Veneto, tutto il Veneto nella morsa del caldo. Vediamo la prima pagina del Corriere del Veneto, allerta caldo, Verona e Venezia tra le città da bollino rosso per i rischi alla salute, poi Marmolada, picco a 14 gradi, ma per ora non si chiude, non è scattato l'allarme là dove si staccò il Serracco, ricorderete, travolse 11 alpinisti che persero la vita. E Alex Giuliano, giornalista della nostra redazione di Bassano del Grappa, incurante di questo caldo tropicale, ha fatto un viaggio nelle fornaci della Pedemontana. Sentiamo il suo reportage. La morsa del caldo si è stretta attorno ai comuni dell'area bassanese. Questa mattina a ridosso dell'ora di pranzo a Rosà, in alcune zone del paese si sono toccati addirittura i 43 gradi centigradi. Una temperatura che rende sicuramente difficile lavorare, sicuramente difficile vivere la quotidianità, uscire, ma che rende altrettanto complicato ad esempio studiare. Le temperature sono decisamente cresciute nell'ultimo periodo, per noi studenti ad esempio è particolarmente rilevante come questione perché per chi deve dare gli esami estivi può risultare abbastanza spiacevole, però cerchiamo di stare al fresco il più possibile. Estate afosa, temperature che sono davvero difficili da sopportare per chi lavora, per chi vive la città e anche per chi studia. Alla fine la soluzione è venire qui al fresco nelle aule studio della biblioteca. Assolutamente sì, fortunatamente abbiamo un'aula studio dotata di climatizzatore, quindi con il fresco si sta bene e veniamo qui. Ci sono studenti universitari, chi come me ha finito l'università e sta preparando esami di Stato e quindi sì, è un buon luogo per studiare, diciamo. Al di là di qualche singolo esploit, le temperature medie si attestano comunque su valori alti fra i 34 e i 36 gradi in tutta la zona e c'è chi sceglie di venire in riva al Brenta, qui a Bassano, per un bagno, per trovare un po' di fresco e per appunto forse scegliere la soluzione più suggestiva per combattere la calura e l'afa di queste ore. Davvero non se ne può più con queste temperature incredibili. Anche qua in riva al fiume diciamo stiamo freschi, però comunque cerchiamo di non soffrire perché si può prendere anche banalmente il calore, però fa male a tutti, anche agli animali, per esempio la mia cagnolina che è stata male anche stanotte per il caldo. Quale posto migliore per una lettura estiva? I piedi in Brenta e si prende il sole. Esattamente, questo è il posto più bello di Bassano, secondo me, per rilassarsi. C'è poco affollato, non c'è traffico per raggiungerlo, quindi meglio di così. E così si combatte anche il caldo di questi giorni? Direi proprio di sì. Un bagno nel Brenta è il modo migliore per vincere il caldo di questi giorni? Assolutamente sì. Io poi che sono un amante dell'acqua
Di solito nuoto nel mare. La prima volta che mi tuffo qui nel Brenta è stata un'esperienza eccezionale. Con la corrente contro, nuotare contro e lasciarsi anche trasportare dalla corrente è unico. Ecco, facendo attenzione alle correnti, soprattutto per chi non ha dimestichezza col nuoto. Allora andiamo di nuovo a Cabalbi perché il Presidente Zaia sta rispondendo alle domande dei giornalisti. Sentiamo. Proprio l'organizzazione anche in rapporto a queste nuove persone. La lungimiranza la definirei preoccupazione, perché nel momento in cui tu cambi la fisionomia della tua comunità cambiano anche i servizi che tu devi erogare. Penso nell'ambito sanitario, sono patologie che noi abbiamo e che i migranti non hanno. Si pensi, non so, la diverticolosi loro è assente da noi invece abbiamo reparti di gastroenterologia, ma altre malattie che loro hanno e noi non abbiamo, problemi educativi, problemi di servizi sociali, abbiamo tutta una serie di riassetti dei servizi che in questo momento sono impensabili per noi. Ci sono sindaci che chiedono addirittura di nuovo gli hub, sindaci leghisti. Ma guardi, questo non lo so, non so neanche quale sia il caso. Io so che gli hub attuali presenti sono hub importanti e anche stracolmi. Penso a quello di Treviso, a Caserma Serena e a molti altri hub. Io spero che la vera soluzione sia che si ponga fine a questo arrivo e si aiutino veramente i profughi veri, cioè coloro che scappano veramente dalla morte e dalla fame, che sono solo 10-11% del totale. Lei parlava di sostenibilità, siamo già arrivati al limite. Sì, la misura è colma e io non do colpe a nessuno perché so che questa è una congiuntura internazionale, però è pur vero che l'Europa non può girarsi dall'altra parte o pensare di risolvere i problemi con qualche summit e qualche sorriso. Qui ci vuole l'Europa che risolve un problema che è un problema europeo e non è un problema italiano. Il rischio diceva che in questo mare magnum non si aiuti chi davvero ha bisogno, si faccia tutto insieme unico. Ma è lampante, noi dobbiamo fornire in via teorica servizi al rifugiato, a colui che scappa dalla morte e dalla fame e dalle persecuzioni. Ma se questi rappresentano solo l'11% di quelli che sbarcano a Lampedusa, vuol dire che quest'anno chiuderemo un bilancio con almeno 170-180 mila persone che non sono rifugiate. E la Meloni deve farsi sentire in Europa, secondo lei? Ma io sono convinto di questo. Il Presidente Meloni ha attivato un'azione di relazioni internazionali diplomatiche assolutamente di livello. Ha inaugurato una nuova stagione. Dall'altro io penso che l'Europa debba occuparsi di questo e quindi il governo si faccia assolutamente sentire. Ha fatto bene Giordania ad aprire comunque queste palestre, quindi per accogliere chi sta arrivando? Ma guarda, i sindaci sono autorità nei loro territori e decidono il meglio per i territori. C'è un tema di solidarietà, c'è un tema ovviamente di aiuto, però dall'altro ovviamente i numeri, 9.000 persone in questo momento ospitate, non sono poche. Autonomia o federalismo? Stanno andando troppo lenti. Ma io avrei una fretta paurosa, visto e considerato che abbiamo fatto il referendum nel 2017, però devo dire che con questo governo abbiamo stabilita l'obbligatorietà della definizione dei LEP, e quindi i livelli essenziali delle prestazioni, e dall'altro finalmente c'è un disegno di legge in discussione in Parlamento. Fino ad oggi non c'è mai stata una congiuntura astrale così positiva. Una congiuntura astrale così positiva per l'autonomia ha chiosato il Presidente Zaia. Speriamo che si smetta di far scorrere i giorni nel nostro counter, 2130 giorni dal referendum del 22 ottobre del 2017. In regia questa mattina Italo Morao e Francesca Pezzo. Andiamo in pubblicità, torniamo subito, state con noi, torneremo in diretta a seguire la situazione dei migranti. A tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG, andiamo a Padova di nuovo per la questione dei migranti e sentiamo in diretta Valentina Visentin che dovrebbe essere insieme alla vicepresidente dell'ANCI Elisa Venturini. A te la linea. Da Feriole, come avete visto nelle immagini registrate ieri sera, sono arrivati 34 migranti ospitati nella palestra comunale di Feriole di Selvazzano. Dentro, che vedete alle mie spalle, i panni stesi, il primo segnale di questa
questa presenza piuttosto discreta dei migranti che hanno trascorso qui la prima notte, 2 di loro a causa di una forte disidratazione molto provati dal lungo viaggio prima in mare e poi di oltre 20 ore da Agrigento a Padova con una sosta solo a Marghera, sono stati portati in pronto soccorso per degli accertamenti. Gli altri migranti, tutti uomini, sono invece in buone condizioni. Hanno già fatto colazione questa mattina insieme agli operatori della cooperativa Orizzonti, che si occupano insieme alla Croce Rossa dell'accoglienza in questa struttura di Selvazzano. 34 uomini, dicevamo, l'ultimo arrivo qui in provincia di Padova. Si attendono ulteriori notizie e aggiornamenti dalla prefettura. Intanto, ovviamente, come abbiamo raccontato in questi giorni, i cittadini si dividono tra chi è favorevole all'accoglienza e che ieri sera è venuto qui a dare il benvenuto ai migranti e chi invece è contrario e proprio ieri mattina ha srotolato uno striscione qui davanti. Ma intanto a chiedere una cabina di regia a livello regionale ci ha pensato Elisa Venturini, vicepresidente di ANCI Veneto. Sentiamo le sue parole. C'è da fare una premessa, che il fenomeno dell'immigrazione è complessissimo. Pensare di dire arrivano in un territorio un tot numero di persone avvisando il sindaco la sera prima o il giorno stesso, è evidente che poi hai le rivolte da parte del territorio, con i cittadini che formano i comitati, con la difficoltà del sindaco anche di riuscire a gestire la presenza di persone che sono su un territorio e che hanno dei bisogni ben precisi, tenendo conto che deve dare una risposta anche ai propri cittadini nel dare comunque delle risposte alle istanze che vengono chieste dalla cittadinanza. Fatta questa premessa, con l'ANCI è stato sottoscritto con le prefetture, con la Regione del Veneto, un protocollo che parlava di linee guida nel tentativo di gestire questo fenomeno complesso, ed è prevista l'istituzione di una cabina di regia. Allora io penso che sia necessario attivare questa cabina di regia per cercare quantomeno di capire come fare per coinvolgere maggiormente quelli che sono poi i soggetti con i quali va ad interloquire, cioè con i sindaci. Perché noi abbiamo visto dei sindaci sono completamente contrari, altri sindaci potrebbero essere propensi ma non sanno bene come agire e che conseguenze ci possono essere. Allora, di fronte ad una situazione del genere è bene cercare di riunire e incominciare a parlare, perché adottare dei provvedimenti calati dall'alto, il risultato è quello che noi vediamo. Sono stati adottati comunque dei provvedimenti. Allora andiamo a ricercare con tutta la difficoltà del caso, perché non è che con la bacchetta magica riesce ad affrontare un fenomeno come quello dell'immigrazione, questo è ben chiaro a tutti. Però con gli strumenti che adesso ci sono bisogna metterli in campo per cercare di dare delle risposte, sapendo che a monte c'è un problema, che è l'Europa che deve capire che non è possibile rimanere inerti di fronte ad un arrivo continuo di immigrati. Perché è impensabile che l'Italia possa farlo da solo e che questo sia, come posso dire, un mantra che viene ripetuto, cioè che l'Europa non interviene. È drammatico, perché pensare che Lampedusa sia una questione esclusivamente italiana porta a questi risultati che ti continuano ad arrivare sui territori perché non sai più come gestirli. Elisa Venturini, vicepresidente dell'ANCI e consigliere regionale. Presidente dell'ANCI, come sapete, è Mario Conte, il sindaco di Treviso. Vediamo un titolo che denota una certa indifferenza da parte del governo nei confronti dei primi cittadini. Il governo chiude alla richiesta di un incontro da parte dei sindaci. L'ANCI risponde: sono in difficoltà, la situazione è esplosiva. C'è molta attenzione anche a Casier, dove c'è l'ex caserma Serena, e già a Satura di ospiti che sono arrivati dal Nord Africa. Sentiamo cosa ha detto il sindaco Carraretto. La paura è il numero. Per quanto bene si vada a fare, quando arriva che si perde il controllo, lì poi sono guai.
Chiede un'attenzione particolare al numero di ospiti all'ex caserma Serena al sindaco di Casier Renzo Carraretto, un numero di capienza massima che permetta una convivenza e una gestione del lab congrue alle capacità della struttura, affinché si possa tenere sotto controllo la situazione. Nel fine settimana sono circa 20 le persone arrivate alla Serena, un totale di 535 ospiti. Condizioni che, a detta del sindaco, al momento non destano preoccupazione. Necessario però agire in prevenzione. Credo che tutti ormai abbiamo ben conoscenza di tutto quello che sta succedendo, però non dobbiamo certo trovarci un po' indifferenti a quello che sta succedendo. Dobbiamo cercare di reagire perché le cose le sappiamo. Le sappiamo prima e non possiamo arrivare alla fine dicendo che ma non si sapeva. Siccome si sa, allora automaticamente cerchiamo di prevenire e qualche volta purtroppo anche da parte delle istituzioni non è sempre vero che si arriva a prevenire. Un agire comune, una presa in carico delle persone in arrivo che sia di comunità e che coinvolga tutti i sindaci. No ai grandi hub quindi per il sindaco di Casier, che si pone sulla stessa linea delle soluzioni richieste ai primi cittadini della Marca dalla prefettura. Bisogna cercare un po' tutti di darci una mano. Credo che Casier in questo caso ha sempre negli anni dato una mano come territorio, come presenze, come disponibilità, però non sempre ha la possibilità di gestire anche territorialmente questi cittadini che hanno bisogno. E rispetto ai nuovi arrivi all'ex caserma Serena, i cittadini di Casier accolgono la notizia con un velo di rassegnazione. E ne arrivano sempre. Non so dove andremo a finire, anche perché sono in giro dappertutto Casier, sulle piazzette, sono fermi e non fanno niente. Per me non dovrebbero farli arrivare, comunque l'Italia è così. Non è un grosso problema, per il momento non mi sembra che stiano disturbando come in altri periodi. Non so cosa dire, perché mi dico qua Poretti, non so mantenere tutta questa gente cosa farmi, non so neanche a me cosa dire. Fa peccato, dispiace, però chi dovesse aiutarli a casa sua. Non penso. È troppo lungo il discorso. È un po' rassegnato? Ma no, non è rassegnato, dipende da loro, dovrebbero stare bene a casa loro, dovremmo dare una mano alla casa loro. Qui da noi stanno male loro. Se la gente pensa di fargli del bene così, bene, no? Sembrano rinchiusi, sai, gli uccellini dentro le gabbie. Ma se c'è gente che è convinta di far del bene, bene, lasciamoli che credano così. E ieri sera a Focus tantissimi messaggi, quanti hanno scritto accusando il governo che aveva parlato del blocco navale e poi non lo ha realizzato, e anche critiche alla Chiesa, allo stesso Papa, che sarebbe responsabile di predicare troppo l'accoglienza. Sentiamo cosa ha detto ieri ai nostri microfoni il vescovo di Vicenza, Giuliano Brugnotto. Io ritengo innanzitutto che dobbiamo uscire da una visione di emergenza del fenomeno per giungere a una più strutturale. Noi abbiamo la necessità certamente di investire sulla possibilità che venga assicurato il diritto di non emigrare e quindi che ciascuno viva nel proprio paese, ma non dobbiamo neppure dimenticare che molte di queste problematiche sono state suscitate dall'Occidente. Così il vescovo di Vicenza, che ha addolorato per le vittime delle cosiddette carrette del mare, ritiene ancora scorretto il modo con cui viene impostato il tema dell'accoglienza dei disperati che raggiungono l'Europa attraverso il nostro paese. L'aiuto deve essere assicurato, afferma l'alto prelato, molto critico verso alcune leggi che riguardano i migranti. Alcuni accordi, alcune leggi, come quella del fatto di far ritornare nei propri paesi i respingimenti o il fatto di riportare a casa questi migranti, in realtà non sono leggi giuste, perché si tratta spesso di ricondurli in campi di concentramento dove subiranno delle violenze. E per questo io credo che sia davvero necessario cambiare
modello. Il modello di accoglienza verso chi fugge gli squilibri economici e geopolitici mondiali non può essere la concentrazione in maxi hub, prosegue Monsignor Brugnotto, che dell'essenziale sobrietà e della cooperazione ne ha fatto il tratto distintivo del suo apostolato. L'accoglienza diffusa è l'impostazione giusta, ma va integrata, conclude il Vescovo. La distribuzione sul territorio è fondamentale, ma è altrettanto fondamentale che non sia un'accoglienza troppo minimale, il che significa anche assicurare a quelli che giungono qui di imparare la lingua, di vivere relazioni in un territorio, non restare chiusi, isolati, e avere la possibilità anche di un futuro attraverso un lavoro, attraverso un impegno della propria vita, di cui peraltro abbiamo anche molto bisogno in questo nostro territorio. Ancora cronaca nera, un centro estetico nuovamente preso di mira dai ladri, la quarta spaccata. Sentiamo la rabbia della titolare. 21 agosto 2023, questo è il regalo che ho trovato questa mattina, però volevo farvi notare, ok, che la porta non si apre, quindi io domani mattina, se non riesco a risolvere questo problema adesso, o comunque entro oggi, non potrò entrare ed esercitare la mia attività. Per la quarta volta nel giro di un anno e mezzo, Gaia Andrioli, titolare di un centro estetico in Viale San Marco a Mestre, è stata presa di mira dai ladri. In questa occasione però non sono riusciti a entrare, provocando in ogni caso danni alla porta, ancora una volta. Gaia non ne può più, è arrabbiata, si sente presa in giro soprattutto da chi aveva detto che l'avrebbe aiutata, come evidenzia in questo video in cui lancia l'ennesimo appello. Si continua imperterriti a delinquere. Abbiamo parlato anche con l'assessore ovviamente qui di Mestre, dicendo che purtroppo, siccome le leggi non cambiano, in parte hanno le mani legate. Bene, allora siccome io sono una cittadina che paga le tasse, vorrei dire che questo mese le ho pagate anche un po' in anticipo per paura di dimenticarmi, ok, vorrei capire, e continuo ad inquadrare, no, l'ennesima rottura in tutti i sensi, vorrei capire dove vanno i soldi delle mie tasse, ok? Perché che io sappia, le tasse servono per far fronte a tutte le necessità di ogni singolo cittadino, quindi i servizi, quindi il servizio alla sicurezza. Mi chiedo se possiamo andare avanti così, cioè io perché domani mattina devo venire qui e aprire il negozio, spaccarmi la schiena 12 ore dove già non si trova personale per sempre pagare e non avere alcun servizio. Attenzione pickpocket, è diventato virale il grido lanciato da Monica Poli contro le borseggiatrici, borseggiatori a Venezia, ma alla fine è stata a sua volta derubata del cellulare di cui poi è rientrata in possesso. L'ha sentita Ilaria Marchiori. Il telefono di Monica Poli, membro del gruppo Cittadini Non Distratti, nota per le sue videosegnalazioni di borseggiatrici a Venezia, è stato ritrovato. Aveva subito il furto la scorsa settimana da parte di una persona non ancora identificata e grazie alla localizzazione i carabinieri l'hanno trovato e restituito. Questa vicenda però ha innescato una serie di polemiche in seno all'Associazione dei Cittadini Non Distratti. C'è infatti chi pensa che la notorietà di Monica non abbia giovato alla causa del gruppo. Siamo un gruppo, e l'abbiamo anche sempre detto, apartitico. Riguardo alla mia notorietà, purtroppo i video, c'è la mia voce e questo ha fatto, diciamo, scalpore nel giro del mondo. Ma però della mia notorietà a me non interessa assolutamente nulla. Quello che importa è appunto tutelare turisti, residenti, persone fragili qui a Venezia. Sul piano politico, la segreteria di Azione è uscita nei giorni scorsi con una nota in cui si invita a fare attenzione con i video dei borseggiatori che imperversano in rete. Il rischio, secondo il partito fondato da Calenda, è che si crei una cattiva pubblicità per la città. Nel ringraziare Carabinieri e Prefetto per la vicinanza e l'aiuto, Monica continua. Noi siamo sempre uniti e andiamo avanti, anche perché noi vogliamo una risposta, visto che abbiamo inviato una lettera al Ministro Piantedosi e al Ministro Nordio, noi vogliamo
risposte riguardo alla riforma Cartabia sulla depenalizzazione dei reati. Degrado, risse e schiamazzi notturni a Trieste. Il sindaco di Piazza perde la pazienza e minaccia di chiudere un locale in teatro di questi episodi in Piazza Perugino. Vediamo. La faremo chiudere, no? Cioè adesso chiamerò il questore, gli dirò qual è la situazione, a quel punto si chiudono i locali, li chiudi per una settimana, li chiudi per 2 settimane, voglio proprio vedere chi è più furbo, se loro o noi, insomma, no? Se la situazione è così grave, adesso chiamo il questore, che vadano lì, verificano quello che succede e si chiude, c'è la possibilità di farlo. Il riferimento è al locale turco di Via Conti, al centro delle polemiche per ciò che succede ogni notte in Piazza Perugino. Sarebbe proprio quello il luogo di appuntamento per le persone che gravitano nella zona, assumendo alcolici per tutta la notte, provocando risse, episodi di degrado e schiamazzi praticamente ogni giorno. Le denunce dei residenti portate a Tele4 sono state costanti in quest'ultimo periodo, ma la situazione va avanti da almeno un anno. L'ultimo episodio degno di nota l'altro ieri notte, con una lite tra 2 stranieri sedata dalla Polizia di Stato. Uno dei responsabili del fatto violento è stato anche ammanettato prima di essere portato in questura per la denuncia. Il sindaco di Trieste dice basta. Poi la sera bevono, questo è anche una brutta realtà, no? Ormai qua bisogna ritornare un po' alle regole, bisogna ritornare alle regole. Io non ho mai girato con il coltello, dico la polizia che comincia a perquisire questi tipi, no? E ripeto, se bevono eccetera, si chiude, bisogna chiudere. L'ho fatto chiudere in viale, faremo chiudere anche questo. È comprensibilmente arrabbiato il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. L'intervista è di Gianluca Paladin della nostra redazione a Tele4. Andiamo in pubblicità, pochissimi istanti e poi torniamo. Una triste fine quella di tante edicole anche in Veneto per via del calo delle copie vendute dei quotidiani nazionali e locali. Avevamo raccontato un anno fa la chiusura a Padova dell'edicola di Pontecorvo, adesso è stata smantellata. Riecheggiano lungo via San Francesco i rumori degli operai che stanno smantellando quella che per 36 anni è stata l'edicola di Pontecorvo. Adesso mi piange il cuore, nel senso che uno dice chiudo, vendo, il mio TFR dove è andato a finire? Ho versato tanti soldi all'Inps, una cosa o l'altra, per non avere niente. Era qui e invece è svanito e allora cosa faccio? Il 15 luglio dello scorso anno il signor Livio e sua moglie avevano abbassato le saracinesche per l'ultima volta. Nonostante il cedersi attività sia rimasto in bella vista per più di un anno, nessuno si è fatto avanti per rilevare la storica edicola. 36 anni e non sono riuscito a realizzarla, cioè nel senso di vedere qualcun altro che prenda il mio posto. Mi dispiace, ma la vita deve continuare e non posso tenerla qui ancora per aspettare se qualcuno si offre. Un chiosco che era aperto dal 1912, più di 100 anni al servizio della città, senza conoscere domeniche e festivi. Io mi aprivo qui alle 4:30 la mattina, quindi mi alzavo alle 4, perché dopo veniva il rifornimento, quotidiani, qua e là. E mi piaceva essere pronto, non aprire e avere i giornali fuori, quindi ero io che aspettavo loro. Però l'ho fatto per 36 anni, mi alzavo alle 4 di mattina, mi sono sempre alzato fino alle 8 di sera. Agli occhi lucidi il signor Livio, quella che stanno smantellando è stata come una casa per 36 anni. I giovani, ci dice, ora non vogliono fare più un lavoro così impegnativo. I giovani? Ma pensano altri lavori, altre entrate, cioè loro vogliono lavorare dal lunedì al venerdì, invece qui si lavora tutti i giorni, sabato, domenica, sempre. È durissima la vita degli edicolanti, sono in pochi
a resistere, anche perché sono stati danneggiati dall'informazione online, dai social. È raro vedere per esempio un ragazzo con un giornale, anzi non lo si vede più. Vediamo lo sport. Il presidente dell'Umana Reyer Casarin e il coach Pahia hanno presentato al Tagliercio la nuova stagione, ovviamente parliamo di basket, obiettivo lavorare meglio in difesa. Sentiamo Ilaria Marchiori. Dobbiamo migliorare e dove andiamo non lo so, però devi migliorare individuale, devi migliorare come squadra ogni giorno. Dunque se fai così, se fai con questa filosofia di lavoro, puoi giocare bene e puoi andare lontano. Difesa devi migliorare, abbiamo fatto molto male secondo me, siamo stati uno di peggiori squadre in Italia per palle rubate e queste cose che contano tanto per costruire una squadra vincente. Migliorare in difesa sarà il principale obiettivo di coach Pahia, che stamane insieme al presidente Casarin ha presentato la nuova stagione maschile Oro-Granata nel 18° anno del progetto Reyer. L'anno della maturità, l'anno della consapevolezza di quello che stiamo facendo a tutti i livelli, maschile, femminile, settore giovanile, chiusi, quindi è un progetto che è iniziato tanti anni fa e che adesso ha portato dei bei frutti e bei risultati. È chiaro che la stagione è una stagione nuova, una stagione che parte con uno staff diverso, con giocatori stranieri diversi, quindi dovremo conoscerci e lavorare forte perché potremo divertirci e divertire il nostro pubblico. Sono molto contento con la squadra, con giocatori che abbiamo un po' più giovani dell'anno scorso, però adesso abbiamo tanto talento fisico, atletismo, però devi fare squadra, devi fare una chimica buona per avere Tagliercio pieno. Questo è l'obiettivo numero 1. Una squadra pronta a partire con entusiasmo, anche se segnata dalla notizia della morte 2 giorni fa di Tonino Zorzi, la cui presenza carismatica ha contribuito a notevoli successi in casa Oro-Granata. È stato un grande successo il primo appuntamento annuale al Teatro Al-Mut e quanto sul palcoscenico che è stato creato in mezzo ai boschi del Bellunese è andata in scena la Bohème. Che gelida manina, se la lasci riscaldar, Noi facciamo l'opera una volta all'anno in questo posto incredibile con un scenario pazzesco perché è unico, perché siamo all'interno del bosco circondati da rocce, muri a secco, terrazzamenti, è veramente un posto magico. Non ci si può arrivare in auto, non ci si siede su una comoda poltroncina e non c'è l'aria condizionata, eppure sono andati letteralmente a ruba in neanche 2 ore i biglietti per i 200 posti a sedere allestiti nello scenario sbalorditivo del Teatro Al-Mut, l'ormai tradizionale appuntamento estivo che coniuga la magia senza tempo del teatro dell'opera con l'incanto degli scenari silvestri dei boschi sopra la frazione di Sossaia Belluno. Il teatro, che sorge sui resti di un'antica cava, è un piccolo gioiello racchiuso tra le rocce e i terrazzamenti di muri a secco, realizzati grazie all'impegno corale dei volontari dell'associazione Amici del Mut. Un anno alla volta, un po' alla volta, abbiamo recuperato i muretti messi a posto, quelli crollati ricostruiti, rifatto i sentieri e pian pianino abbiamo ricavato questo che noi diciamo essere un teatro, ma di fatto lo è a tutti gli effetti. Quest'anno in scena la Pucciniana Bohème, con la partecipazione e direzione artistica del tenore bellunese Domenico Menini e la regia di Dario Turrini, coadiuvati da un cast di assoluto rilievo che hanno accompagnato il pubblico nella narrazione della famosa tragedia in 4 quadri, tutti con il fiato sospeso fino allo struggente abbraccio tra Rodolfo e Mimì, illuminati dai raggi dell'ultimo sole che ha fatto capolino tra le fronde degli alberi. Venire qui e proporre la mia passione alle persone del mio paese, con le persone del mio paese, ma anche poi aperta a tutti, e vedere questa partecipazione è veramente, per me ogni volta è un miracolo e una grandissima emozione. Vero bello il suggestivo, la lirica in mezzo ad un bosco. Il servizio era di Stefano Bozzi. Si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15:30 in Duomo a Chioggia i funerali di Pierluca Donin, protagonista innovatore del mondo teatrale veneto,
morto sabato all'età di 61 anni. Il sindaco Mauro Armelao ha proclamato il lutto cittadino. Messaggi di cordoglio per la sua prematura scomparsa a causa di un tumore giungono alla famiglia da tutta Italia. Donin è stato attore, regista, autore e organizzatore di spettacoli e rassegne. Molti lo ricordano in questa veste per il suo incarico di direttore negli ultimi 30 anni del circuito regionale teatrale Arteven e più di recente, dal dicembre 2019, presidente di Arti, l'associazione Reti Teatrali Italiane, che riunisce 14 circuiti regionali che operano nei settori di teatro, musica, danza e circo. Donin si era laureato a Ca' Foscari e nella stessa università aveva lavorato come professore a contratto con il corso di industria dello spettacolo presso la facoltà di lettere e filosofia. È tutto per oggi, grazie, ci vediamo stasera a Focus alle 21:15, buona giornata.